Questa è un'interrogazione che ho presentato insieme ai colleghi Zottis, Zanoni, Stanel, Possamai e Lorenzoni e riguarda un tema a nostro giudizio molto rilevante, e cioè quella che sembra essere una situazione penalizzante per le donne sul lavoro all'interno della istituzione Regione Veneto. Premettiamo che il superamento degli obiettivi e dei problemi legati alle diseguaglianze di genere anche in ambito lavorativo è uno degli obiettivi prioritari che il Governo si è posto nella redazione dei piani legati al PNRR. È rilevato che dal conto annuale della Regione del Veneto risulta, al netto dell'area dirigenziale, che tra i 2.627 dipendenti a tempo indeterminato, oltre il 60% sono donne. Tra il personale assunto a tempo determinato, il numero di donne supera quello degli uomini nella categoria B, nella categoria C e anche nella categoria D. In particolare nella categoria D, che raccoglie il maggior numero di unità di personale laureato, le donne, pur essendo più numerose degli uomini, sono meno presenti nei livelli economici più elevati. Nell'ambito della dirigenza, poi, su 147 dirigenti regionali, le donne sono solo 44, mentre tra i 10 direttori di area nominati dalla Giunta, le donne sono soltanto una. Considerato che le penalizzazioni di genere in ambito lavorativo, anche nella pubblica amministrazione, sono uno degli elementi attraverso cui si manifestano le diseguaglianze tra uomini e donne, che queste diseguaglianze si sostanziano sia in riferimento alle progressioni professionali, sia nelle difficoltà per le donne di accedere a ruoli apicali sulla base del cosiddetto fenomeno del tetto di cristallo. Dai dati rilevati sembra che anche nella Regione del Veneto ci sia una situazione lavorativa penalizzante per le donne. Ritenuto dunque questo un argomento sostanziale, fondamentale, strategico anche per la nostra Regione, chiedo al Presidente della Giunta, all'assessore Calzavara, che ringrazio per la disponibilità oggi, per sapere quali siano le azioni di natura legislativa o contrattuale che la Giunta intende mettere in campo per superare le evidenti disparità tra donne e uomini che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione regionale. Grazie. Grazie a lei. Per la risposta l'assessore Calzavara, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Come previsto dall'articolo 57 del decreto legislativo 165/2001, modificato dall'articolo 21 della legge 183/2010, l'amministrazione regionale fino al 2011 ha costituito il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, CUG, che quale organismo paritetico ha sostituito e ampliato le funzioni del precedente Comitato Pari Opportunità, estendendole più in generale a compiti propositivi, consultivi, di verifica per il benessere e la valorizzazione delle diversità per la promozione di pari opportunità contro ogni discriminazione nell'ambiente di lavoro. Il CUG poi ha proposto all'amministrazione regionale di dotarsi anche di un codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto, che approvato e aggiornato dalla Giunta regionale con deliberazione 1266 del 3 luglio 2012, ha introdotto anche la figura della consigliere di fiducia, come persona esterna che può svolgere una funzione di ascolto e di mediazione in caso di eventuali discriminazioni percepite dalle singole lavoratrici o lavoratori. Dalla recente direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 2 del 26 giugno 2019, rivolgendosi in particolare alla dirigenza e ai vertici delle amministrazioni pubbliche, ha raccomandato inoltre di rafforzare le funzioni del CUG e di vigilare sulla puntuale e corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di parità, pari opportunità e conciliazione dei tempi vita-lavoro, effettuando indagini, studi e attività di monitoraggio e promuovendo azioni concrete. Dal punto di vista organizzativo, la Giunta regionale ha predisposto uno specifico strumento, già previsto dall'articolo 48 del decreto legislativo 198/2006, denominato Piano Triennale di Azioni Positive. Si rimanda quindi per il dettaglio delle azioni positive per promuovere la parità e favorire pari opportunità programmate specificatamente per il triennio 21-23 all'allegato A della deliberazione di Giunta numero 58, approvata nella seduta del 26 gennaio, con la quale è stato adottato il piano della performance per il triennio 2021-23, che ha raccolto al suo interno anche il PAP, il piano triennale per le azioni positive, così come raccomandato dalla direttiva citata.
In particolare si evidenzia come l'individuazione delle azioni è preceduta da un'analisi di contesto di cui sono presentate dati relativi al personale in servizio alle strutture del Consiglio e della Giunta regionale, più dettagliati e aggiornati rispetto a quelli forniti in occasione del conto annuale 2019. Tali dati denotano per il personale della Giunta regionale una progressiva riduzione del divario di genere osservato negli anni precedenti con in generale una prevalenza del genere maschile fino al 2005 e superata ormai dal genere femminile. La distribuzione del personale in servizio per età e genere mostra ancora una prevalenza residuale del genere maschile nelle classi di età più anziane e nella classe dirigente. Considerando la distribuzione per genere, età e permanenza del profilo categoria non dirigenziale, si può osservare come grazie anche alla partecipazione sindacale e agli accordi siglati le progressioni di carriera abbiano riguardato nell'ultimo quinquennio soprattutto il genere femminile. Sono stati poi elaborati i dati relativi agli incarichi dirigenziali recentemente assegnati. Tali dati evidenziano che con le nuove attribuzioni effettuate a partire dal 1 luglio 2021, la percentuale degli incarichi dirigenziali assegnati al genere femminile è arrivata al 34%. Infine, l'aver inserito il PAP con le relative azioni all'interno del sistema di misurazione e valutazione delle performance amministrative della Giunta regionale è già un segnale di come l'amministrazione regionale intenda sempre più coinvolgere i propri dirigenti in obiettivi di cambiamento e operativi, attenti anche alle politiche di parità e anticipa le indicazioni contenute e previste nel decreto legislativo 80 del 9 giugno 2021, articolo 6, lettera G. Terminato. Grazie Assessore. Camani per la replica. Grazie Assessore per la risposta che certamente evidenzia un'attenzione al tema che c'è già da tempo. Penso però che condivideremo il fatto che i risultati raggiunti non possono essere ancora ritenuti soddisfacenti e questo io credo rafforzi la necessità di intervenire sia dal punto di vista legislativo che dal punto di vista contrattuale per costruire le condizioni, per agevolare, per migliorare il contesto lavorativo anche di questo ente rispetto alla componente femminile. Io credo che la Regione del Veneto, ma in generale la pubblica amministrazione, debba essere d'avanguardia rispetto al raggiungimento di un obiettivo strategico di sviluppo per le nostre comunità, che è appunto collegato alla parità retributiva e occupazionale delle donne nel mondo del lavoro. Io penso dunque, ringraziando nuovamente per la risposta e chiedendo magari la documentazione che mi ha citato nel suo intervento, credo che insieme si debbano trovare i meccanismi per incentivare non tanto la partecipazione delle donne al lavoro nella Regione del Veneto, perché essendo un incarico che si ottiene su concorso pubblico è evidente che la pari competizione è garantita appunto dall'accesso tramite concorso, ma credo che un'azione di incentivo rispetto soprattutto alle promozioni, alle progressioni di carriera e alle nomine che spettano direttamente alla giunta dei dirigenti apicali debba essere, come dire, uno sforzo in più che proviamo a fare. Come lei sa, è in discussione in queste settimane anche un progetto di legge che mira appunto alla parità salariale tra uomini e donne. È evidente che mentre rispetto al privato possiamo solo mettere in campo una serie di meccanismi incentivanti, sul pubblico, rispetto al quale in particolare possiamo avere una responsabilità diretta, io credo che sia necessario studiare dei meccanismi che garantiscono al meglio e quanto prima il raggiungimento dell'effettiva parità tra uomini e donne nel mondo del lavoro. Grazie.